qui quest'oggi con il vicario della Questura di Udine, dottor Luca Carocci, che ci illustra un'operazione condotta questa notte contro l'immigrazione clandestina. Cosa è successo, dottore? Abbiamo raccolto i frutti di un'attività che stiamo svolgendo da diverso tempo in sinergia con le altre specialità della Polizia di Stato, quindi Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria, e questa volta siamo riusciti appunto a fermare un furgone condotto da due cittadini di etnia rom che sono stati arrestati e all'interno del quale c'erano 26 cittadini afghani, di cui 24 minorenni, che stavano tentando di entrare clandestinamente nel territorio nazionale. È un'attività, ripeto, che svolgiamo da tempo e che tentiamo appunto di fermare questi flusso di immigrati clandestini che ormai da diverso tempo sta interessando la provincia di Udine, e in questo caso siamo riusciti ad intercettarli prima che venissero scaricati sul nostro territorio. Vicequestore aggiunto Alessandro De Ruosi, dirigente della sezione di Udine della Polizia Stradale, ci racconta i dettagli dell'operazione di questa notte. Sì, nell'ambito della collaborazione che abbiamo già descritto con la Questura di Udine, abbiamo identificato e individuato quelle che potevano essere le più probabili rotte di arrivo di queste persone nella zona della Bassa Friulana, e indiscutibilmente quello che ci risultava era non tanto una provenienza dalla zona nord austriaca quanto una provenienza da est, dalla zona slovena. Effettivamente, infatti, poi il controllo si è concentrato proprio sull'asse dell'ingresso sloveno dalla provincia di Trieste, e quella è stata la mossa vincente, perché effettivamente il veicolo è transitato, insomma, è arrivato dalla barriera dell'Isert ed è stato intercettato dopo la barriera più in provincia di Udine e accompagnato poi nell'area di servizio di Gonars, dove c'erano i locali e gli spazi per poter fare il controllo. In che condizioni erano i minorenni? Abbiamo detto 26 persone in tutto, di cui 24 minorenni. Insomma, come si può vedere dalle immagini che abbiamo registrato immediatamente anche come materiale probatorio, sicuramente non viaggiavano in condizioni di benessere. Sicuramente ci sono state nella storia, nel passato, condizioni anche peggiori di questa, però indubbiamente già guardando le immagini si capisce che non erano nelle condizioni migliori.